Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È martedì 12 maggio 2026. Oggi seguiamo la partita diplomatica tra Washington e Teheran. Trump non arretra sull'Iran e lo stretto di Hormuz resta sotto pressione. In Italia, il centrodestra apre il confronto sulla legge elettorale con un paletto chiaro. Chi vince, governa. Sul fronte energetico, carburanti, nucleare e sovranità tornano al centro del dibattito. Spazio poi all'autonomia differenziata e al piano casa. Infine, dagli Stati Uniti arriva un segnale forte. Perfino New York abbraccia la school choice. Restate con noi. Il giornale inizia adesso. Iran. Trump non arretra. Teheran alza il prezzo. Hormuz nell'occhio del ciclone. Mentre molti in Europa cercano ancora il colpevole alla Casa Bianca, Teheran mostra il volto reale del problema. L'Iran ha respinto il piano degli Stati Uniti e Trump ha definito la risposta inappropriata. Sul tavolo restano il nucleare, il controllo dello stretto di Hormuz e la sicurezza delle rotte energetiche. Il regime iraniano non tratta come una normale controparte diplomatica. Alza il prezzo, prende tempo e trasforma il negoziato in un'arma. Trump tiene il punto, perché se Hormuz diventa ostaggio dei Pasdaran, a pagare non sono solo Washington o Israele. Pagano famiglie, imprese, bollette e carburanti anche in Europa. Chi vince, governa. Legge elettorale, il centrodestra fissa il paletto. Il centrodestra apre al confronto con le opposizioni sulla legge elettorale, ma fissa il paletto essenziale: stabilità e governabilità. Al vertice di Palazzo Chigi c'erano Meloni, Salvini, Tajani, Lupi e i tecnici dei partiti con Calderoli per la Lega. La linea è semplice. Gli italiani devono sapere chi vince, chi perde e chi governa. Non è una torsione autoritaria, è una regola minima di democrazia adulta. La sinistra grida ai pieni poteri, ma preferisce sistemi confusi, buoni per rientrare dalla finestra quando gli elettori la lasciano fuori dalla porta. La maggioranza offre il tavolo per dare all'Italia governi che durino un'intera legislatura. Energia sovrana. Dal caro benzina al nucleare, l'Italia cerca la via d'uscita. Carburanti, bollette, industria, pesca, trasporti. La crisi energetica non è un dibattito da convegno, è il conto che arriva alla pompa e nelle case degli italiani. La Lega, con Centemero, rivendica misure su accise, controlli contro le speculazioni e credito d'imposta per la pesca. Ma il tema è più grande. Se Hormuz è sotto pressione e l'energia resta cara, l'Italia non può vivere appesa ai ricatti esterni e ai tabù green. Il nucleare sostenibile diventa una scelta di sovranità, non una bandierina ideologica. La sinistra discute di divieti, Bruxelles di vincoli, la realtà presenta il conto. Senza energia sicura e nazionale non c'è industria, non c'è lavoro, non c'è futuro. Autonomia! Avanti! Le regioni tornano in Parlamento. La Lega rilancia la battaglia. L'autonomia torna al centro dei lavori parlamentari, con gli schemi d'intesa per attribuire ulteriori competenze alle regioni. Per la Lega non è una pratica tecnica, è una battaglia storica. Autonomia significa responsabilità, territori che rispondono meglio ai cittadini, amministrazioni che corrono senza aspettare il timbro del centralismo romano. Non si toglie qualcosa a qualcuno, si chiede che chi sa amministrare possa farlo con più strumenti e più doveri. Sanità, trasporti, scuola, infrastrutture, dossier che cambiano la vita delle persone, non slogan da campagna. Meno alibi per chi spreca, più libertà per chi produce risultati. È la logica del merito applicata alle istituzioni. Case e cantieri. Morelli difende il piano casa, anche per chi non ce la fa da solo. La Lega prova a riportare il dibattito sulla realtà. Morelli, al rosso e il nero, difende il piano casa. Riqualificare le case popolari è rigenerazione urbana vera.
Il piano guarda agli alloggi da rimettere a norma, ma anche a giovani coppie, padri separati, famiglie della fascia grigia, troppo ricche per le graduatorie, troppo fragili per comprare o affittare nelle grandi città. La casa è una di queste certezze, dice Morelli, parlando di inverno demografico. C'è anche Salvini, che sulla variante tremezzina rivendica fondi e pressing. Io metto i soldi e sollecito a correre. È la politica del fare contro patrimoniali e polemiche di palazzo. Scuola libera. New York sceglie i genitori. Perfino New York, stato democratico, aderisce alla school choice federale voluta da Trump. Quando una roccaforte progressista apre alla libertà educativa, il monopolio ideologico sulla scuola comincia a scricchiolare. Il programma prevede crediti fiscali per borse di studio, tutoraggio e servizi educativi. Il punto vero è politico e culturale. Più potere alle famiglie, meno agli apparati. Per anni la sinistra ha trattato la scelta educativa come un pericolo. Ora anche New York riconosce che non è lo Stato a possedere i figli, sono le famiglie che devono scegliere il percorso migliore. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Giorgetti sfida ancora l'Europa. Patto di stabilità, il nodo della crisi iraniana sui conti italiani. L'Europa scopre la sicurezza quando deve finanziare il riarmo, ma la dimentica quando il prezzo dell'energia colpisce famiglie e industria. È il nodo sollevato da Giorgetti sul patto di stabilità. Il ministro chiede di estendere la clausola di salvaguardia anche alle conseguenze della crisi iraniana. Se Hormuz fa salire carburanti e bollette, non è un fastidio contabile, è una questione di sicurezza nazionale. Sul sussidiario.net, D'Antoni ricorda il precedente. Un anno fa la Commissione considerò la minaccia russa sufficiente per deviare dai vincoli. Oggi, sullo shock energetico, Bruxelles torna a fare il ragioniere. D'Antoni giudica la richiesta ragionevole e avverte: senza flessibilità gli aiuti si pagano con tagli o nuove tasse. Elasticità per le armi, rigidità per le bollette. Questo è il doppio standard europeo. Industria, fuga dall'Italia. Electrolux taglia 1700 posti. Il caso che interroga l'industria italiana. Electrolux annuncia 1700 esuberi in Italia. Il termine aziendale è ottimizzazione, ma per lavoratori e territori significa posti che saltano e industria che perde terreno. La domanda vera è perché produrre in Italia diventi ogni anno più difficile. Sul sussidiario.net Luciano allarga il quadro. Energia cara, tribunali lenti, burocrazia pesante. L'Italia piace per le vacanze, molto meno per fare impresa. Questo non assolve chi taglia, ma smonta la sceneggiata della sinistra. Indignazione a comando, poi tasse, vincoli e patrimoniali. Se vogliamo difendere i lavoratori, dobbiamo difendere anche le condizioni che permettono alle imprese di restare e investire. Senza industria non c'è lavoro. Senza energia accessibile non c'è manifattura. Il caso Electrolux è un allarme. E il conto, alla fine, lo pagano gli operai. Con questo si conclude l'appuntamento con il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per essere stati con noi e appuntamento a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con